最近伫社群媒体 TikTok 是真流行欧洲热人的穿插，不少民众是小侪咧模仿，专工学影片内底人穿花仔裙去欧洲旅行。不过在地人是认为讲这是刻板的印象，伊讲欧洲时行的风格是真多元，无同所在文化甲传统拢有因独有的特色。真鲜艳的花裙、老卡车派洋装，也有好袖边的手黄的衫。这热天，意大利罗马街路出现真侪安尼穿插，看起来是欧洲的特殊风格。不过在地人煞是害头。Allora, secondo me è una cosa interessante, perché cioè io la vedo dal punto di vista di magari una persona che non è europea e quindi l'Euro Summer magari è qualcosa di interessante. 今年热天在社群媒体抖音顶端出现所谓的2023欧洲热天穿插风潮，外国民众在欧洲度假时阵，拢模仿这种的穿插，是要互家己看起来亲像当地人。I think the Euro summer trend is basically based on a lot of European styles, or I guess more Mediterranean styles that we see a lot in the streets. For example, a lot of people with Euro summer, they tend to wear a lot of bright colors, like pops of colors, a lot of linen, a lot of cotton, a lot of natural fabrics. Just very summer vibes, kind of coastal. We're going to Sorrento in a few days, and so anything that would work for the beach or anything like that. 地中海国家，比如意大利、希腊、法国甲西班牙，常常被看作是欧洲流行发源地。有批评就指出，这种来自网络的欧风流行是错误将欧洲看作是单一的个体，忽略各国传统甲特色。Lo stile italiano, per quello che mi riguarda, essendo io italiano, direi che l'aggettivo che meglio lo descrive, secondo me, è eclettico. C'è uno stile che anche geograficamente deriva dall'influenza di tantissimi altri paesi con cui l'Italia nel corso della sua storia è venuta in contatto e quindi chiaramente è uno stile che in realtà riflette quello di molti altri paesi, quindi uno stile molto vivace. 在罗马少年人定定去旧衫市场，经袂伤贵，不过有特色的衫。虽然当地人对欧洲热天风潮认为毋是安尼，不过因也讲，这大方面的认知，无得靠对欧洲甲意大利这创作出大量经典品牌流行大国，创造出新的特色有帮助。公司新闻，牛眼电视。